Buongiorno cari amici, oggi 15 gennaio 2011, scusate, oggi 10 gennaio 2011, i santi. Allora, ancora abbiamo San Mauro, Monaco. Mauro le vissuto nel VI secolo in Italia, nella penisola italica, e si formò il monastero di Subiaco, e in Francia, Subiaco credo che sia l'Alto Adige cosiddetto, dove sa slargare la regola benedettina. E sta discepolo di San Benedetto, fondatore San Benedetto da Noccia, ed è famosa la sua esemplare obbedienza. Viene rappresentata con il vestito nero nei benedettini e puoi portare in mano la croce dell'abbazia. Abbazia deriva da bassin, acqua, asciuga. Una vanga, che bisognava bisognava far cavare l'arzare, asciugare i fossi, una gruccia o una bilancia, invoca contro i reumatismi e un tempo contro la gotta. Allora lì il protettore dei zoppi, dei caldierari, che sarebbero i parulotti, quelli che vende il carbone, e i giardinieri. Allora il nome di origine latine vuol dire che viene dalla Mauritania. Mauritania dovrebbe essere Nord Africa. Allora, qua vediamo il trittico di San Cristoforo, pannello centrale, Hans Memling, 1484, Bruges, Groningen Museum, Groningen Museum, San Marco è a sinistra. Allora, a sinistra che è anche a San Marco, adesso lo guardiamo insieme e cerchiamo di capire. Allora, questo è il santo di Ancò, San Mauro. Questo qua è San Marco. Raccomandiamo a tutti l'iconografia di San Marco. Vabbè, questa è al museo di Bruges, Nord Europa, Paesi Bassi, deve essere Bruges. Va bene? Ah, che bello. E in mezzo che è il creatore, Gesù Cristo, deve essere. Va bene? Allora, ricordando sempre il glorioso grande padre Mariano, a me che rubo le parole, mi piaceva tanto ascoltarlo. Pace e bene a tutti.